L'Akragas supera di misura la Nissa a conclusione di una gara molto combattuta e a tratti spigolosa ed accede così alla finalissima di domenica prossima 20 giugno con la Sangataldese che a sua volta ha superato il Mazzara per 3-1. Sono stati 90 minuti molto tirati che ha evidenziato il grande nervosismo sul rettangolo di gioco per la posta in palio molto alta. Akragas molto dinamica nella prima mezz'ora, che ha pressato insistentemente la compagine nissena nella propria metacampo. Infatti, dopo alcune avvisaglie alla porta difesa da Jaber, la compagine de Temple al 13° trova il vantaggio con Campino. Tutto parte da un paio di svarioni della retroguardia nissena che mettono in movimento l'esperto attaccante Cragantino, il quale con un preciso diagonale mette dentro la porta sguarnita. La Nissa accusa il colpo e reagisce prontamente al 16° con Prestia, il quale a tu per tu con il portiere compagno alza troppo la mira tra le imprecazioni dei propri tifosi. L'Akragas si riorganizza, riprende in mano il pallino di gioco e al 18° va vicinissimo al raddoppio con lo scatenato biondo. L'esterno biancazzurro supera in slalom 3 avversari, ma Jaber gli chiude lo specchio della porta neutralizzando di piede. Al 30° è la volta di Maurizio Villa che fionda in porta a botta sicura, ma sulla linea di porta devia di testa in angolo il difensore Salvo. Reazione della Nissa al 39° con Campanaro che di testa alza troppo la mira e al 50° con Prestia la cui conclusione viene respinta dal portiere compagno. Si va a riposo dopo 5 minuti di recupero e al rientro, esattamente al 49°, arriva il raddoppio a Cragantino. Cross al centro dell'area di Candela, intervento maldestro di Salvo che infila la propria porta. Si susseguono le sostituzioni e proprio il nuovo entrato Nisseno Stassi addolcisce la sconfitta con una rete personale. Corre l'85°, la difesa di casa respinge corto, Stassi in agguato prende il pallone e con un preciso diagonale supera il guardiapali compagno. Finisce tra l'esultanza dei tifosi di casa, ma onore a questa Nissa che ha saputo lottare sino all'ultimo minuto con tanta generosità. Soddisfatta, sono stati bravi i ragazzi, sono contenta di questo risultato, però mi conoscete già, io non mi entusiasmo mai perché l'entusiasmo poi dopo può portare brutti risultati, quindi diciamo che mi sto già concentrando su domenica prossima perché lì sarò soddisfatta dopo, speriamo. Un giudizio sulla partita, Presidente, come ha visto l'Akragas? Lo sapete che io a livello tecnico non sono molto preparata, però li ho visti abbastanza grintosi, con la voglia di vincere, quindi bene così, continuiamo così che va bene. Volevo ringraziare tutti i tifosi, non avevo mai visto lo stadio così, prima volta oggi, sono felicissima. È stato un momento veramente molto bello, emozionante, non l'avevo mai vissuto, quindi ancora grazie ai tifosi e a tutte le persone che sono state vicino oggi alla nostra squadra. Cosa dire, la San Cataldese è un'ottima squadra, quindi con rispetto verso questa squadra speriamo di andare là e vinca il migliore, insomma. Va bene. Abbiamo fatto una partita con una partenza super, direi, siamo partiti benissimo, abbiamo fatto i primi minuti proprio, abbiamo creato, siamo stati alti, siamo partiti forti ed era quello che dovevamo fare, quello sul quale avevamo lavorato, poi abbiamo fatto gol e poi lì un attimino ci siamo abbassati un po' e tra virgolette abbiamo sofferto qualcosina, poi al secondo tempo abbiamo ripreso un po' quella che era l'inizio della prima parte del primo tempo e siamo stati fortunati sull'episodio del gol, però credo che l'avremmo meritato ugualmente, poi c'è stato annullato il terzo, non so in che condizioni, se fossero regolari o meno, però siamo contenti perché comunque abbiamo centrato la finale che era l'obiettivo primario, se prima avevamo il 33% di possibilità, adesso abbiamo il 50% e quindi vanno aumentando partita dopo partita, sta solo a noi. Adesso ci dobbiamo preparare perché comunque sia, a prescindere dall'avversario dobbiamo essere l'Akragas e poi il campo darà il verdetto che accetteremo sempre con la massima umiltà. Sì, personalmente sono felicissimo che intanto ho fatto gol ed era importantissimo sbloccarla subito, poi abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio anno,
sapevamo benissimo poi dopo lo stop qual era il format, cioè quello di attraverso i playoff arrivare a questa benedetta finale. Ci siamo riusciti soffrendo nelle prime partite, accettando anche tantissime critiche che ci sono arrivate dopo le prime 2 partite, però noi sapevamo che l'obiettivo era arrivare a giugno, ci siamo arrivati. Oggi penso eravamo in una condizione psicofisica ottimale. Bisogna arrivare così anche domenica, perché la partita, ora la più importante della stagione, diventa domenica. Un messaggio per i tifosi: oggi sono stati straordinari, come sempre, del solito. Oggi è stato bellissimo, avevo la pelle d'oca, nello spogliatoio prima di scendere in campo mi sono messo a piangere, perché dopo un anno a giocare a porte chiuse senza tifosi era davvero brutta. Infatti con i ragazzi parlando abbiamo detto c'è un'emozione pazzesca, un'atmosfera meravigliosa. Speriamo di regalarci questo sogno che è la Serie D e il prossimo anno ricominciare nei migliori dei modi con lo stadio pieno.